Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, bentornati su Elite Dangerous Horizon. Altro video sugli ingegneri quest'oggi e parleremo nel caso specifico del professor Palin. Allora, terzo ingegnere a cui dedico un video, dopo Elvira Martuca e Marco Quent, altro ingegnere rognosetto. Perché? È un ingegnere rognosetto perché dopo averlo conosciuto, per sbloccarlo ci richiede un viaggio di circa 5000 light years, cioè da 5000 light years in su, di distanza dalla nostra partenza, quindi max distance from start, e dobbiamo fare 5000 light years dal nostro sistema di partenza. Attualmente ne ho fatti solo 2100 come punta massima di viaggio, e devo averlo fatto in occasione del viaggio a a Barnard Loop, e purtroppo non è stato sufficiente, servivano altri circa 3000 light years, 2900 per la precisione. Quindi come affrontare questa cosa? Allora, secondo me fondamentalmente ci sono due modi. Un primo modo: si parte, si apre la Galaxy Map, si impostano 5 tappe, si fanno i 5000 light years, appena si raggiunge la distanza necessaria, si preme il tasto di distruzione, si torna immediatamente allo starport di partenza perdendo la nave. Quindi consiglio, fatelo con una nave che magari vi costa poco di assicurazione, quindi anche il Diamondback Explorer che avete visto anche nei video precedenti può essere comodo per fare questa cosa. Unica cosa, attenzione, da prendere con le pinze. Perché non ho testato direttamente se l'autodistruzione in quel caso vi lascia il dato salvato, e quindi potete comunque accedere al professor Palin anche a fronte dell'autodistruzione che andate a commettere nel momento in cui raggiungete i 5000. E quindi questa cosa va presa con le pinze, una cosa eventualmente da testare o su cui documentarci. Quindi se avete informazioni a riguardo, nel caso aggiungetele nei commenti. Per quanto riguarda me, ho selezionato la seconda modalità, ossia farmi il viaggio in concomitanza di una bella missione di trasporto passeggeri. E oppando un attimo, quindi loggando e sloggando, ho trovato questa missione, e questa missione è normalissima di trasporto perché questo ciccio panzo si chiama Ryan Christensen, vuole andare a Rohini e fare collezione di dati, e ci hanno selezionato come tassisti per la missione, cioè l'abbiamo accettata noi più che altro, siamo un po' di Uber spaziale. Allora, in questo caso dobbiamo andare al sistema Nyanjian FOT C69 e andare al tourist site di Rohini, quindi dovremo trovarlo nel momento in cui arriviamo lì. Cabin class business, 8 passeggeri, abbiamo 3 settimane e 6 giorni, 23 ore e 8 minuti per farlo, quindi praticamente 4 settimane. Il personaggio qui è contento e quindi evviva. Allora, questa missione è circa 7700 light years di distanza, quindi una distanza interessante, ma attenzione, il reward è bello alto, sono ben 20 milioni per la missione. Quindi, considerato il fatto che non faremo l'autodistruzione, completeremo la missione, o almeno ci proviamo, e otterremo una bella ricompensa, quindi un 20 milioni in crediti proprio così appena la consegniamo, più tutti i soldi dei dati stellari che utilizzeremo appena arriviamo appunto dal professor Palin, nel momento in cui l'avremo sbloccato, per aumentare subito la nostra reputazione. Quindi voglio testare anche questo aspetto nel momento in cui arriveremo dal professor Palin. Attenzione ad una cosa, che nella seconda parte del video dedicato a Palin andremo alla ricerca di ben 25 unknown fragments. Unknown fragments che finiscono nel... avevo ancora 3 modular terminal dalla missione prima. Comunque dicevo, unknown fragments che finiscono nella tab dei materiali. Adesso li vedremo proprio qui da qualche parte. Eccoli qua, come vedete, unknown carapace, unknown energy cell, unknown fragment. Un mio precedente viaggio alla Targoid Machine mi aveva dato la possibilità di ottenere questi elementi. Avrei dovuto essere un po' più lungimirante, e visto che ero già lì, e recuperare
farmi 25 non fragment, ma all'epoca non mi interessava, quindi adesso dovremmo farlo nella seconda parte del video, quindi chiudo velocemente perché siamo ancora alla fase di partenza. Quindi 5000 light years da fare e per arrivare fino allo sblocco di questa richiesta del professor Palin. Allora, questi dati verranno aggiornati durante la missione, quindi potremo anche tenere sott'occhio e sotto controllo la nostra missione, chiamiamola così. Perfetto. Come facciamo a fare questa cosa? Allora, io ho preso il mio bellissimo Asp Explorer, come avete visto anche nei video precedenti, è una nave ottima per sbloccare tutta la parte di ingegneri. L'outfitting è quello un po' da esplorazione, anche se non è un puro esplorativo, comunque mi va bene, perché mi dà un jump di 40.26 light years attuali, corrente, come vedete qua, jump min, current max, quindi il minimo è 39, il current è 40 light years, il max è 40.54 con l'outfitting che sto utilizzando ora. Allora, possiamo andare a migliorare qualcosetta, per carità, certamente, per esempio gli utility mount, andiamo a liberarci del wake scanner, perché mi libera 1,3 tonnellate di peso, quindi lo mettiamo in storage, lo rimuoviamo dalla nave e recuperiamo qualcosella di jump range. Altre cose che possiamo andare a fare, beh, magari qui vediamo un attimo cosa poter fare. Allora, siamo già messi abbastanza bene, questo possiamo ridurlo, possiamo fare altre diciamo migliorie sul core internal, ma siamo già abbastanza a posto. Per esempio i thruster, potremo prendere dei thruster di grado D in modo che siano un po' più leggeri, ma il recupero non è così diciamo così sensibile da farmi cambiare i core internal. Questi per il momento vanno bene. Sugli optional internal invece come abbiamo fatto? Abbiamo messo le cabine 6C first class, pesano 40 tonnellate, quindi una gran bella botta di peso, e vabbè, avevo montato queste all'epoca e vabbè, stanno lì. Il fuel scoop non pesa niente, il trash shield generator perché vogliamo sempre avere almeno un minimo di scudi, e un piccolo cargo rack che andremo anche a svuotare dei modular terminal che mi sono rimasti sul groppone. Un 3A Field Maintenance Unit, Autofield Maintenance Unit, non si sa mai, preferisco sempre averne uno dietro quando faccio viaggi un po' più lunghi. Un Detailed Surface Scanner, anche qui 1,3 tonnellate che potremo liberarci, ma può starsene anche tranquillamente lì. Quindi come vedete, insomma, un outfitting abbastanza da esplorazione, anche se non da pura esplorazione. Comunque, con i potenziamenti finora fatti abbiamo un ottimo 40.38 light years di jump range, ci va benissimo. Hardpoint completamente vuoti, come avete visto, non metto niente. Quindi questo velocissimamente per quanto riguarda l'outfitting della nave che sto utilizzando per andare a fare questa missione. Allora, detto ciò, come andiamo a gestircela? Beh, avevo già trattato questo argomento in un video precedente sia sui passeggeri che sulle missioni a lungo raggio, e ribadiamo un attimo il concetto. Allora, noi adesso siamo qui, dobbiamo andare parecchio distanti, dove era finito, eccolo lì, come vedete, Gname, bla bla bla. Questa è tutta la distanza che dovremmo coprire. Io adesso metterò praticamente ogni 1000 light years, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 waypoint che mi guideranno praticamente nelle 5 mega tappe del mio viaggio. Quindi ogni tappa andrò a ricalcolarmi la rotta per la tappa successiva fino alla destinazione in questo sistema appunto di Gname Gname qua, come cavolo si chiama. Come vedete qui, più andiamo verso il centro più la quantità di stelle si moltiplica. Eccolo qui, giusto come vedete non abbiamo nessun dato stellare, non ci siamo mai stati e ci arriveremo. Un sistema che punta verso il centro della galassia, insomma. Quindi questo è qui, come vedete, 7700 light years di distanza, quindi una distanza più che sufficiente per completare i 5000 light years richiesti, e ovviamente 2000 light years in più da fare, sono 2 macro tappe in più, però vabbè, insomma, me la sono cercata e via. Nel caso se trovate delle missioni che sono un po' più vicine, magari anche a 4000, 3500, 4000, fate anche
anche quelle. Dopo, quando arrivate, allungate la vostra ruota, quindi andate un po' oltre in modo da raggiungere i 5000 light years e quindi tornare indietro. Allora, quindi velocemente questo è quanto. Quindi qui è il tragitto che dovremmo fare. Tra un po', dopo, questo me lo arrangio io, non vi annoierò con questa parte qui, e mi farò appunto le 5 macro tappe e andrò in questa direzione. Magari qualche registrazione o qualche cosa dopo, insomma, del viaggio magari la metto nella parte successiva del video. Quindi, detto questo, la prima parte è per sbloccare il nostro tanto amato super rognoso Professor Palin. Ok, questa è la prima parte, quindi fare i 5000 light years. Perché e poi, insomma, il Professor Palin ci teniamo tanto? Perché è l'unico che ci darà la possibilità di avere i moduli anticorrosione per tutti gli oggetti Targoid tipo Unknown Probe e Unknown Artifacts, insomma quelle cose lì che sono altamente corrosive e rischiano di distruggerci la nave. Quindi, in previsione dell'espansione 2.4 e tutti i contenuti Targoid, preferisco sbloccare subito questa parte qui. Quindi altro da dire per il momento non c'è. Adesso andrò a procedere con la mia missione, quindi una volta che l'avrò completata sarò tornato indietro, sempre sperando che non succeda qualcosa nel frattempo, e insomma ci vediamo dopo. Quindi adesso vado a partire a fare le valigie e iniziare questa bella girata da 5000 light years. Quindi, detto questo, a dopo, ciao a tutti. Rieccoci qua, finalmente siamo arrivati. Bene, dopo aver fatto la metà del viaggio, sì, perché sono arrivato a aver completato i 5000 light years richiesti dal Professor Palin, e anche un po' oltre, visto la missione che ho accettato di trasporto passeggeri. Alla fine, dopo un bel po' di jump, fatti 7700 light years più o meno, ho finalmente sbloccato l'ingegnere maledetto Professor Palin. Sì, come vedete adesso abbiamo spuntato la voce che ci richiede 5000 light years. Questa è fatta. A questo punto, se non avessi la missione, come dicevo anche nella parte precedente, potrei magari cercare l'esplosione, il self-destruct, quindi la distruzione volontaria della mia nave, per rientrare automaticamente all'ultimo starport in cui avevo attraccato, e quindi poi, insomma, risparmiarmi, diciamo così, il viaggio di ritorno. Io questo non lo voglio fare perché ho fatto 7700 light years di viaggio, ho fatto un sacco di scansioni, e penso di aver trovato anche qualche stella non visitata da nessuno. In alcuni casi non è che le ho guardate tutte, perché sono andato via abbastanza veloce, e quindi mi farò il viaggio di ritorno. Comunque volevo farvi vedere un attimo, appunto, a metà viaggio, quindi a completamento, al raggiungimento della missione, sia della missione, quindi del trasporto passeggero, che appunto l'ottenimento di 5000 light years. Quindi eccoci qui, siamo arrivati. Giusto per darvi un'idea del giro che abbiamo fatto, adesso lo vediamo qui in Galaxy Map. Allora, questa è stata la nostra destinazione, e qui, come potete vedere, ci sono tutti i bookmark, circa di 1000 light years uno dopo l'altro, della strada che ho fatto. Purtroppo sono andato a fare un attimo una gobba qui in questo senso, insomma, perdendo un pochettino. La strada del rientro sarà molto più lineare, farò delle tappe un po' più basse, quindi cercherò di essere più lineare possibile. Qui purtroppo ho fatto questo errore nei calcoli iniziali della rotta, ma vabbè, si sa, gli errori li si commettono e via. Certo che da queste distanze tutti i bookmark di questa zona sembrano davvero vicini, invece insomma sono sistemini anche un po' distantucci l'uno dall'altro già qui. Comunque adesso clicchi, no, sempre sta Galaxy Map che clicca a caso. Comunque ecco qui, questa è la strada che ho percorso. Ok, eccola qui, come potete vedere, in direzione del centro della galassia, ma non fino al centro della galassia. Per arrivare qua servono circa una cosa come quasi 20.000 light years di strada. Dai 7700 che abbiamo fatto da lì, vediamo
se possiamo avere un attimo un'idea qui, questo è a 14.000, giusto per darvi un attimo un'idea delle distanze, quindi arrivare al centro della galassia. Preparatevi per un viaggione assolutamente stracciato, anche perché ovviamente la noia di fare tutti questi jump è parecchia. Considerate che sono circa 26-27 jump ogni bookmark. Fino a qui sono circa una ventina e adesso dovrò fare tutta questa strada al ritorno, circa 4 ore di percorrenza dall'inizio alla fine, quindi su 7700 light year 4 ore una buona media, considerando la percorrenza in gioco, quindi direi che adesso è giunto il momento di tornare indietro, quindi appunto per tornare indietro ci riallineiamo con il primo bookmark e andiamo a cercare un sistema lì vicino, perché cerco un sistema qui vicino. Se li vedete tutti rossi è perché ho lasciato il filtro Scoopable Stars, chiamato così. Nel video della Galaxy Map c'è tutto specificato perché di questa cosa qui, quindi di questo filtro, dell'utilizzo diciamo di questo filtro qui. A questo punto andiamo a plottare una route fino a questa stella che sono circa 777, quindi non sono i 1000 light year di limite, per rimanere allineato più o meno, insomma, diciamo per quanto possibile, con tutti i bookmark inseriti in precedenza. Quindi lì sarà il primo, intorno a questa zona qui circa, allora vediamo di mirare bene, intorno a questa zona qui sarà circa il secondo, e quindi così a procedere fino al terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e l'ottavo alla fine. Quindi mi aspettano circa altre 4 ore di gioco per poter tornare indietro, consegnare tutti i dati, e anche perché tutti questi dati mi serviranno per aumentare la mia reputazione con l'ingegnere, quindi voglio testare anche questa cosa. Detto ciò, vado a chiudere un attimo, inizio a muovermi verso il prossimo jump, quindi esco dalla Galaxy Map. Come vedete sono, infatti come dicevo, circa una ventina di jump fino a Piraleau, insomma quello che sia, e andiamo avanti. Quindi adesso diamo un po' di potenza ai motori, avviamo l'FSD e iniziamo il lungo viaggio di ritorno. Ovviamente questa parte verrà assolutamente tagliata dal video in produzione, perché insomma non posso star qui a tenervi oltre 4 ore a vedere jump su jump su jump. È già noioso farli, penso che sia da suicidio guardare un video di 4 ore di un tizio che fa jump a raffica, quindi vi risparmierò assolutamente questa parte di viaggio di ritorno. Quindi ci rivedremo appena rientro, ecco qui, intanto abbiamo già fatto il primo, come dicevo ci rivedremo appena completato il viaggio di ritorno, e con quindi la seconda parte del video, il recupero degli unknown fragments, quindi prossimo step per arrivare a sbloccare il workshop e quindi ad avere finalmente accesso completo e totale al workshop del professor Palin. Quindi detto questo vado a proseguire il viaggio, e ciao a tutti, ci vediamo per voi tra poco, per me a tra 4-5 ore. Bella lì, a dopo. Ed eccoci qui, finalmente rientrati a Patterson Enterprise nel sistema di Sirius, dopo il fatidico e famigerato mega viaggione che mi ha ovviamente portato via quasi 4 ore ad andare, 4 ore a tornare, quindi è stata una bella botta di tempo e di viaggio. Allora, siamo finalmente, come dicevo, rientrati, entriamo negli Starport Services, andiamo a consegnare la missione di trasporto passeggeri che abbiamo appena completato, quindi andiamo a riconsegnare Ryan Christensen ai suoi affari, quindi liberiamolo fuori dalla nave, quindi fuori dalle nostre cabine, quindi completiamo la missione, prendiamo i nostri bei 20.526.000 crediti, andiamo su con reputazione bla bla bla, solite cose. Come vedete siamo tornati ai 46, il miliardo e 46 milioni qui finalmente, dopo mi sono almeno rifatto di un po' di spese dovute al power play. E quindi missione consegnata, e questa parte è stata completata. Adesso devo andare a fare un veloce re-outfitting della nave, ma proprio una cosa velocinissima.
Quindi mi riprendo il mio bel framework scanner, transfer to ship, transfer, perfetto. Vado a sparare fuori dalla nave un paio di moduli che non mi servono più, tipo il first class passenger, quindi transfer option, store e via, non ci serve più. Il 3A autofill maintenance unit, che non ci serve più. E oddio, cosa ho fatto? No, sell, transfer option, store. Ok, perfetto. Ok, vado a riprendermi il 6A Autofield Maintenance Unit, il 6A AFMU, quindi l'avevamo messo via prima di partire per il mega viaggio, adesso lo riequipaggiamo nella nave, non si sa mai, e invece vado a prendere uno dei moduli super importanti che è il Planetary Vehicle Hangar, con tanto di SRV, Transfer to Ship, quindi eccolo qua, abbiamo di nuovo il nostro bel veicolo. Perché sto facendo tutta questa cosa qua? Sì. Sto facendo tutta questa cosa qui e ovviamente perché adesso, dopo aver completato la prima parte del professor Palin, andiamo a vedere la seconda cosa assolutamente importante. Ok, che è il recupero di 25 units of unknown fragments. Allora, in questo momento saremo in una situazione un po' peletto critica, vi faccio vedere anche perché dopo tutto il viaggione che abbiamo fatto abbiamo un sacco di dati cartografici da poter vendere, quindi dovremo avere qualche milionata di dati qui, spero barra credo, unitamente al fatto che, eccolo qua, 1.751.000 solo per la prima pagina. E questi dati voglio venderli al professor Palin e finché non li venderò non potrò guadagnare quei soldi, 1. 2, non potrò andare su neanche nel mio ranking di esplorazione, che attualmente è Pioneer 16%, quindi rimarrà lì così fermo per quello che è attualmente finché non vado a vendere i dati che ho raccolto. E sì, il problema dove sta? Il problema sta che noi adesso dobbiamo andare a recuperare gli unknown fragments, per cui dobbiamo dirigerci in un sistema dove possiamo fare questa cosa. Ho già impostato la rotta di viaggio. Ok, sempre la Galaxy Map che non ci aiuta mai. Ok, fino al sistema di IP 19026 e devo raggiungere il pianeta B1C a determinate coordinate per poter accedere all'area di presenza della Targoid Machine e vedere un attimo di recuperare gli unknown fragment. Quindi questo è il viaggio che andrò a fare adesso, come anche in precedenza, e i 10 jump che mi sono richiesti, eccoli qua, per arrivare non verranno presentati nel video, e quindi ci rivediamo appena metto piede su quel sistema, così diamo anche un'occhiatina all'esterno della Targoid Machine all'interno di questo sistema, all'interno di questo pianeta. Quindi detto ciò vado a partire, quindi già avvio le procedure di lancio della nave, tanto missione consegnata, i dati cartografici li ho lì, l'outfitting è sistemato, quindi checklist completata come dissero gli antichi saggi, e adesso aspettiamo che ci lancino dal pad, si va a partire e per noi insomma così sarà un po' di viaggino da fare. 10 jump non sono nulla dopo il mega viaggio che ho fatto in precedenza, e per voi invece questa parte arriverà subito dopo, in quanto andrò a tagliare un attimo questa parte come fatto anche per le parti precedenti. Quindi siamo partiti, ci rivediamo tra poco, ciao a tutti. Eccoci finalmente tornati, abbiamo trovato la famosa installazione Targoid di cui parlavamo prima, quindi il sistema era giusto e anche il pianeta è così segnalato. Come potete vedere è bella grande, è visibile anche da fuori. Ci ho messo un attimino per riuscire a fare un attimo di mente locale per capire dove scendere direttamente sul pianeta, perché non è possibile impostare nessun waypoint e nulla di similare. Quindi eccoci qui arrivati finalmente a una bellissima Targoid location dove appunto andremo a recuperare i nostri bei 25 unknown fragments. Fortunatamente il pianeta è ben illuminato, quindi siamo sulla parte illuminata della superficie, e questa cosa ci dà la possibilità anche di ammirare un attimo la Targoid Machine dall'alto e via. Chi suppone che siano navi che si siano scata impiantate sulle superfici planetarie a fronte di
qualsivoglia problema o cose del genere. Ecco lì vediamo gli ingressi che possiamo prendere con l'SRV, qui vediamo un sacco di sentry che stanno facendo il loro lavoro, e qui dopo insomma vabbè, tutta l'archeologia Targoid qui intorno, quindi insomma dopo, se siete appassionati e vi piace seguire le vicende appunto dei Targoid nell'ambientazione di Elite, insomma questi sono proprio i posti che faranno per voi. Nel frattempo io cerco un bel posticino dove poter atterrare in tranquillità. Sì, vediamo, questo spot poteva andare anche abbastanza bene. Sì, sì, dai, atterriamo qui, dai. Vediamo di fare un atterraggio veloce, magari ci allineiamo anche bene, un po' meglio col terreno. Ok, alignment ok, possiamo andare ad atterrare, perfetto. Quindi finalmente abbiamo raggiunto l'area dei Targoid, andiamo a questo punto a recuperare tutti gli unknown fragment. Come in precedenza dicevo, tutte le parti un attimo così di recupero le facciamo velocemente, quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente a recuperare il nostro bello Scarab, e con lo Scarab andiamo a fare tutto. Appena scenderò, scusate, le texture non le avevo ancora caricate, ma i problemi scheda video si fanno sempre sentire. Comunque adesso abbiamo lo Scarab, facciamo subito una bella cosa, diamo il dismiss ship e salutiamo il nostro Asp Explorer, lo mandiamo in orbita in guida automatica. Ciao ciao Asp Explorer. Perfetto, allora a questo punto andiamo appunto alla ricerca degli unknown fragment, quindi abbiamo queste organic structure da poter distruggere, quindi cominciamo a dare un attimo fuoco alle polveri, come si suol dire, fino a che non troveremo i tanto agognati unknown fragment. Vediamo qui cosa ci ha droppato, un mining fragment, non so cosa sia, ma io lo recupero lo stesso, e andiamo avanti così. Nel caso sappiate che avete anche le sentry da poter abbattere, e anche le sentry, scusate, le sentry scavenger, li ho chiamati male io prima, anche questi possono essere abbattuti per il recupero di determinati materiali. Ovviamente si arrabbieranno se gli sparate, quindi fateci un attimo di attenzione nel momento in cui li fate schioppare per aria. Facendo un rapido controllo, come vedete abbiamo appena trovato gli unknown fragments, quindi far saltare per aria questi scavenger ci darà la possibilità appunto di ottenere tutti gli unknown fragment che stiamo cercando. Quindi andiamo a vedere subito nel nostro inventario quanti ne abbiamo ottenuti. Ne avevamo 6 di partenza unknown fragment, e adesso ne abbiamo 9, quindi come tutti i vari materiali ogni recupero di singola unità ve ne darà 3 in inventario, quindi dovremo riuscire a fare anche la cosa molto velocemente. Nel frattempo io procedo, e dopo andrò appena avremo terminato il recupero, insomma avete visto, questa è la procedura che seguirò. Appena terminato il recupero ripartirò alla volta del professor Palin nel sistema di Maya, e quindi noi ci rivedremo direttamente dal professore. Quindi ok, vado a continuare ad uccidere questi scavenger Targoid, e noi ci vediamo tra poco. Ciao a tutti. Eccoci qua, bentornati. Vi faccio vedere un attimo la Palin Research Center da un po' di altitudine. Insomma, qui vediamo già che è una base un po' più carina rispetto a quella di Marco Quent. Tanti pad, 2 bei grattacieli, e anche, adesso vediamo un attimo, speriamo di non distruggerci, e anche una bella capital ship, la Farragut là sopra, che un bel battle cruiser là sopra che ci guarda e ci fa molta attenzione. Nel frattempo, scusate, torniamo un attimo a noi, andiamo a parcheggiare, dobbiamo parcheggiare al pad 2, è qui sotto, e quindi vediamo di andare a completare tutto. Ho finalmente recuperato anche tutti i 25 unknown fragment sul sito Targoid, e poco fa ho fatto il viaggio fino a Maya, ed eccomi arrivato al Palin Research Center. Sì, perché Palin si trova nel sistema di Maya, e non l'avevamo ancora detto prima, però adesso finalmente, visto che ci siamo, possiamo
possiamo dirlo. Intanto vediamo di atterrare senza distruggere tutto, come sembrava che volessi fare. Entriamo nell'hangar Starport Services e andiamo a vedere tutto quello che possiamo fare una volta arrivati da Palin, dal nostro amico ingegnere. Allora, intanto facciamo un po' di benzina. Come primissima cosa andiamo nell'Engineers Workshop. Come vedete l'Universal Cartographics è ancora spento, e nell'Engineer Workshop andiamo a donare tutti i 25 non fragment che abbiamo fatto prima. Quindi diamo un bel donate, 25, ne ho trovati un peletto di più ma non importa, comunque 25 li andiamo a donare. E tanto quanto abbiamo fatto nelle puntate precedenti per altri oggetti da portare agli ingegneri, anche qui a questo punto il professor Palin è completamente sbloccato e il workshop è a nostra completa disposizione per tutti gli upgrade che vogliamo fare sulla nave. E perché? Allora vediamo un attimo un'altra cosa, torniamo qui. Ah, che bello, Universal Cartographics non è disponibile, quindi in questo caso non posso vendere dati stellari all'ingegnere per ottenere i suoi favori, quindi questa cosa non si può fare. E andiamo invece a vedere un'altra cosa subito nell'area di outfitting. Andiamo a vedere nell'optional internal, andiamo a fare uno store intanto del 6 autofield, quindi prendiamo il modulo di classe più alta che abbiamo e voglio andare a vedere finalmente i corrosion resistant cargo rack. Come vedete ci sono quelli con capacità 1 e capacità 2, cargo capacity 1 o 2, pesano anche relativamente poco, fanno schifetto, però sono fatti esclusivamente per trasportare gli oggetti Targoid. Sono classe 1 e basta, quindi sappiate che li avete qua, quindi se non li volete, vi servono, li comprate. Per esempio costano 12.000, l'1E non vedo nessun motivo per comprarlo, quindi compro l'1F, buying options, buy, come al solito. Poi facciamo la nostra solita trafila, mettiamo in storage questo cargo, andiamo anche a comprarne anche un altro, visto che siamo qui. Andiamo a comprare anche il secondo corrosion resistant cargo rack, che era quello per cui abbiamo fatto tutte le operazioni precedenti. Quindi come potete vedere abbiamo investito più di una, diciamo, decina di ore di gioco. Cosa è successo? Un bel connection error. Ok, allora effettuiamo di nuovo il login. A volte purtroppo può succedere, come anche già successo in passato. Comunque dicevo, 10 ore e passa di gioco, sono state circa 8 ore di viaggio più sì, appunto un altro paio d'ore più o meno per il recupero dei vari non fragment e trasporti all'interno della bolla, per arrivare poi appunto ad eseguire un'operazione di proprio 2 nanosecondi. No, cosa sta succedendo qua? No. Outfitting. Ah, tra l'altro si è sbloccato anche l'Universal Cartographics. Che bello. Allora, finiamo un attimo con l'outfitting. Forse era meglio sloggare e riloggare. Come dicevo anche in passato, ogni tanto è una cosa ottima e buona da fare. Vediamo se riusciamo a ricomprarne un altro modulo. Buying option, buy, corrosion resistant cargo rack, eccolo qui. Transfer option lo mettiamo in storage. Ok, riprendiamo dallo storage le nostre unità, quindi li vediamo qui, e dopo effettueremo il trasferimento sfruttando il module transfer e quindi insomma a posto così. Poi ovviamente, non essendo cose legate a tipo il power play, possiamo sempre tornare qui e comprarne altri qualora ci dovessero servire nuovamente. E quindi li abbiamo qui, perfetto. Quindi qui abbiamo completato tutto. Andiamo invece, come vedete, Engineer Workshop, la nostra reputazione è 0 perché abbiamo appena acceso tutto. Andiamo nell'Universal Cartographics, che era un altro dei test che appunto volevo fare, per quello che non avevo ancora in precedenza venduto alcun dato cartografico dopo il giro che ho fatto. Ovviamente il Maya System è troppo vicino, per cui i dati in vendita qui non sono utili. Qui vediamo un bel 3.050.480 crediti di vendita, quindi già meglio rispetto al sistema di Sirius di prima. Quindi vendiamo tutto al professor Palin per guadagnare ulteriori
ulteriori 3 milioni dalla vendita di questa pagina di dati cartografici ottenuti con la missione di trasporto passeggeri precedentemente eseguita. Speriamo che l'operazione vada a buon termine, qui siamo in attesa della risposta del server e ci dicono anche congratulations Commander Virus 101, you are the first to discover Beia Tiago Idio per un grandissimo bonus di 1474 crediti. Quindi come potete vedere, quando scoprite delle nuove stelle, dei nuovi ammassi stellari o quello che sia, vi danno un sacco di soldi. Sì, ma facciamoci il piacere. E comunque vabbè, grazie per la notifica, almeno abbiamo il nome all'interno di una stella che non vedrà mai nessuno, ma non importa. Ok, vendiamo un'ulteriore pagina di dati, questa volta per soli 1.639.000, confermiamo e vediamo invece qui cosa va a succedere. Ho fatto una scansione proprio a casaccio di tutti i sistemi che avevo attraversato. Come prima attendiamo la risposta del server, vediamo cosa ci dirà. Aspettiamo. Benissimo, abbiamo First to Discover 1, 2, 3, 4, un sacco di nuove stelle, pianeti, planetoidi, quindi qui abbiamo messo il nostro nome anche su altri entità stellari. Ma abbiamo un'altra pagina ancora. Allora qui vedete un 7700, quasi un 8000, perché dopo abbiamo fatto anche dei viaggi appunto attraverso i sistemi per arrivare fino a Hip dei Targoid e poi a Maya qui appunto dal professor Palin. E intanto continuiamo a vendere tutti i dati cartografici che abbiamo raccolto, aspettando sempre con molta pazienza il server Frontier che ci darà i nostri risultati. Abbiamo dato il nostro nome ad altre stelle o altri pianeti. Bene, dai, procediamo. Come vedete, i guadagni e i ricavi di queste First Discover, quindi per aver piantato la bandierina su queste stelle e pianeti, insomma, questi guadagni sono stratosferici. Ovviamente sono sarcastico, ovviamente questi guadagni qui sono decisamente migliori. Quindi abbiamo già detto che abbiamo fatto 20 milioni con la missione, 3 milioni più 1,5 milioni, beh, insomma dai, siamo quasi a 4 milioni di guadagno anche con i dati stellari. Considerando la missione di 8 ore di trasporto passeggero fatta proprio in un paio di rush, in 2 volte, non è male. Ovviamente sono missioni estremamente noiose, quindi non mi sento di consigliarle a nessuno, a meno che appunto non vi piaccia star lì a girare intorno alle stelle. Mamma mia, questa volta abbiamo veramente un sacco di sistemi. Vabbè. Abbiamo messo il nostro nome, la nostra bandierina piantata in tanti posti. Abbiamo un'ulteriore pagina, quindi come vedete abbiamo già raggiunto quasi 5 milioni di guadagno solo con i dati stellari. La cosa ci piace, ci fa un sacco di piacere, anche perché in teoria dovremmo salire anche un po' col rank di esplorazione, insomma spero. A me mi sa che dovrò fare un altro login, logout. Dai, muoviti qui che voglio finire presto. Ok, altri pianeti, planetoidi e stellone. Beh, dai, uno anche da 40.000 non è male. Insomma, poi ovviamente questi guadagni qui dipendono dalla tipologia di stella, pianeta che andate a scoprire per primo. 825.000 crediti ancora, quindi bene. Allora, diciamo che con questo ingegnere mi sono rifatto delle spese del power play che ho dovuto sostenere nei video precedenti, quindi diciamo che ci piace. E come continuo a dire, le missioni di trasporto passeggeri secondo me allo stato attuale sono quelle che danno soddisfazione monetaria maggiore. Ok, in quella pagina non c'era nessun sistema nuovo e adesso abbiamo un'altra pagina, 979.000 crediti. Ok, pagano tanto, però attenzioni che sono estremamente noiose, quindi ovviamente fateci attenzione. Perché? Perché un conto è fare gli esploratori che vanno in giro per la galassia a scoprire cose nuove, eccetera eccetera, quindi vi guardate tutti i vari sistemi, sistema per sistema, eccetera eccetera. Un conto è dover fare trasporto passeggeri, per cui evviva. Mamma mia, un'altra pagina. Vabbè, speriamo di finire presto un attimo la vendita dei dati. Da un certo punto di vista no, perché ogni pagina sono bei soldini, belle cucuzze. Da un altro punto di vista volevo procedere anche oltre e andare a vedere un attimo cosa sta succedendo con l'ingegnere. Ma i dati cartografici sono parecchi, come vedete qui abbiamo altre First Discover. Ok, grazie, un'altra pagina ancora, altri 949.000. Beh dai, stiamo raggiungendo anche il 1.060 milioni, insomma, considerando che eravamo partiti dal 1.024 miliardi,
non è male, non è male, insomma, i guadagni sono buoni. Oh, perfetto, qui abbiamo finito, questi sistemi non sono vendibili perché sono troppo vicini. Io direi che con l'Universal Cartographics abbiamo finito, abbiamo fatto anche un bel po' di cucuzze. Oltre alle cucuzze andiamo a vedere nell'Engineer Workshop cosa è successo. Come potete vedere, ed è una cosa molto molto bella, abbiamo già sbloccato il Grade 4 Access, quindi io adesso posso potenziare i miei engine, i miei thruster 5A al Dirty Drive Tuning grado 4, dai, via. Abbiamo un sacco di materiali, quindi possiamo anche già procedere. Li avevamo già potenziati, quindi adesso facciamo proprio dei potenziamenti così, giusto per sbloccare il rank 5, quindi il grado 5. Dai, tac, come vedete è molto difficile ottenere qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo già adesso. Il Dirty Drive Tuning che avevamo fatto in precedenza era stato veramente veramente buono per il rank 3 solo che avevamo fatto, se non mi ricordo male, o avevamo fatto anche il rank 4, sinceramente non mi ricordo. Allora facciamo un discard perché non voglio applicare queste modifiche, e come vedete abbiamo già sbloccato il rank 5, quindi sappiate che avere sempre dei dati esplorativi da vendere vi darà una mano a sbloccare velocemente i ranking degli ingegneri. Quindi Dirty Drive Tuning rank 5 raggiunto molto velocemente. Adesso vediamo un attimo. Semplicemente uno Specialized Legacy Firmware. Che strano. Scusate un attimo. 1, 2, 3, 4. Ah no, il 5 non l'abbiamo ancora. Cosa mi manca? Mi manca il Pharmaceutical Isolator. Development non salvage from signal sources. Ah, ok. Mi mancano queste Pharmaceutical Isolators. Non so perché servono per fare un Dirty Drive Tuning di livello 5, ma non importa. Quindi livello 5 questa volta non riusciremo a farlo perché mi manca questo materiale. Quindi andrò a capire un attimo in un futuro dove servirà e via discorrendo. Quindi comunque abbiamo già sbloccato il 5 perché comunque c'è, non è che non c'è. Come vedete drive strengthening, vediamo qua, clean drive, come vedete possiamo fare anche un rank 5 clean drive, quindi siamo a posto per poter sbloccare tutto quello che ci serve. L'FSD no, perché abbiamo già tutto quello che abbiamo già sbloccato Felicity Farseer e andremo a farlo da lei a livello 5, anche perché sono 2 o 3 cose che vorrei sistemare nell'FSD di questa nave. Bene, detto questo abbiamo completato anche tutta la parte dei video sul Professor Palin. Anche qui altro ingegnere abbastanza rognosetto da affrontare e da sbloccare, fondamentalmente solo perché ci dà i corrosion resistant e i motori a grado 5, quindi questa cosa è comoda. E altro da dire non ce n'è, quindi ricapitolando velocemente, dopo lo sblocco di Marco Quenta e il grado 3 di ingegnerizzazione di un modulo con Marco Quenta arriviamo a conoscere il Professor Palin. Una volta conosciuto il Professor Palin dobbiamo navigare almeno 5000 light years di distanza dal sistema di partenza. Una volta fatto ciò andiamo a recuperare 25 unknown fragment da un sito Targoide, come avete visto nella parte precedente. A quel punto lì basta dirigersi verso Maya, vendere tutti i dati cartografici al professor, cioè e donargli 25 unknown fragment. Procediamo per step corretti. Donati 25 unknown fragment e gli andiamo a vendere tutti i nostri dati cartografici. Sblocchiamo velocemente quindi anche tutti i ranking del workshop, quindi questa cosa qui è utile, è comoda. Affrontata così, parte un po' di noia sul viaggio di andata e ritorno per il trasporto passeggero per fare i 5000 light years. Per il resto insomma abbastanza liscio e anche semplice da fare. Dopo ovviamente il recupero materiali per gli unlock lo lascio a voi, insomma sono sempre solite procedure, si trova il punto dove andare e si recupera il materiale. Bene, qui adesso andiamo a chiudere, altro da dire sul Professor Palin non ce n'è. Grazie a tutti per la visione, mi scuso se il video è risultato un po' lunghetto, purtroppo questi ingegneri sono fastidiosi da affrontare, richiedono un po' di attenzione e di tempo, e se il video comunque è stato di questa lunghezza preparatevi per molto 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 più tempo all'interno del gioco per poter fare tutte le operazioni necessarie. Quindi chiudiamo qui, grazie a tutti come al solito, ovviamente grazie a tutti i sottoscrittori del canale, grazie veramente un sacco per tutto il supporto che mi state dando, per tutte le vostre idee, commenti
e anche ovviamente le varie critiche costruttive che sono sempre molto contento di ricevere. Grazie a tutti gli utenti nuovi che decideranno di guardare, di seguire questo video, eventualmente anche gli altri video e il canale, e altri ringraziamenti non ho da farne oggi, quindi comunque ringraziamo appunto tutta la community, basta, altro da dire non ce n'è. Virus101 vi auguro buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte o quello che sia, e transmission out.